Bene, eccoci insieme anche oggi. La puntata odierna ha diverse sfaccettature e modi di lettura. Il primo, sorridendo, ci risiamo. Siamo al passaggio d'anno e chi è con noi? Il vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti, che sembra un appuntamento quasi canonico, Fisso. appunto. Tra la fine dell'anno e l'inizio siamo qui a parlare dei problemi dell'autotrasporto artigiano. Detto questo, con un sorriso, in realtà c'è un problema di fondo di cui abbiamo voglia di conversare, che da un lato si dice che la piccola e media impresa è l'asse portante del nostro paese, poi quando si arriva alle scelte concrete la piccola e media impresa spesso viene penalizzata. Anche in questo caso Confartigianato Trasporti, ma anche la CNA, che è l'altra organizzazione importante di categoria, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, unitariamente hanno denunciato una serie di incongruenze che vanno a penalizzare appunto questo settore che tra l'altro ha dei numeri sorprendenti. Pensate, nel Veneto le imprese artigiane del settore autotrasporto sono circa 7.000. Ahimè, purtroppo però dal 2012 ad oggi hanno perso circa il 10% della forza lavoro, hanno chiuso oltre 700 imprese e le aziende artigiane, appunto circa 7.000, rappresentano più o meno l'80% del trasporto regionale su gomma. A fronte di tutto questo, la legge di stabilità perché ritenete vi penalizzi? Noi riteniamo che la legge di stabilità ci penalizzi perché i fondi dell'autotrasporto sono stati trasferiti in altri punti di capitolo di spesa che non aiuta il trasporto artigiano. Per il semplice motivo che hanno tolto delle piccole cose che a noi ci aiuta a sopravvivere nel mercato, le hanno spostato a grosse realtà che vengono aiutate in altro modo. Quindi un esempio a Trenitalia, al Ferro Bonus, danno alla decontribuzione dell'80% di aziende che vogliono lavorare con l'estero. Un secondo, volevo affrontare il primo argomento, Trenitalia. Allora, innanzitutto, la supposta penalizzazione a vostro danno interessa anche il settore autotrasporto industriale? Cioè le grandi aziende o solamente piccoli artigiani? No. Il problema su questa legge di stabilità riguarda il piccolo artigiano. Diciamo che la parte industriale ha mantenuto le risorse dell'anno scorso e anzi ha ricevuto qualcosa che doveva venire a noi. Ecco, e questo allora va nel senso di quanto dicevo all'inizio, parliamo sempre della piccola e media impresa come spina dorsale del paese e poi però la si penalizza. La seconda questione che mi aveva incuriosito era il destinare a Trenitalia una serie di risorse. Questo però non va nel senso di spostare il trasporto da gomma su rotaia, come devo dire, si dice da tanti anni, ma anche voi eravate favorevoli. Allora diciamo che va spostato ricordo anni fa delle conversazioni con voi che No, ci evolveremo, cambieremo. Va spostato a Trenitalia per un discorso di intermodale, sicuramente comunque riguarda il mondo dell'autotrasporto perché sono risorse dell'autotrasporto e deve andare all'autotrasporto, solo che vengono spostate delle risorse per fare lo scambio intermodale dei mezzi, quindi passiamo dalla strada alla ferrovia per la lunga distanza in modo che i mezzi non siano sulle strade ed è una cosa di principio che può funzionare, solo qual è il problema? Che da quello che leggo, da quello che so, già Trenitalia parla che vuole aumentare le tariffe, quindi se io ti all'italiana, se io ti aiuto a fare le lunghe distanze e mi sta bene perché a noi trasportatori va anche bene fare il corto raggio per problemi di guida, di sicurezza e tutto il resto, però se la lunga distanza aumenti le tariffe chiunque lavora non riesce a stare nel mercato. Questo parliamo di grosse entità. Invece nella parte artigiana riguarda più la distribuzione, il lavoro certificato, il bel lavoro che viene fatto dalle parti artigiane che vengono tolte risorse. Ecco, comunque quando parliamo di artigiano parliamo soprattutto di realtà medio-piccole, ma il vostro raggio d'azione però è ampio. Il nostro raggio d'azione
infinito, diciamo, perché spesso anche internazionale, tant'è che avete denunciato più volte, insomma, la concorrenza di chi viene a fare i trasporti in casa. Il problema è che abbiamo un'invasione di stranieri che è incredibile, quindi quando si viaggia sulle autostrade italiane si vede, si legge, quindi chiunque domani prenda un'autostrada conta quanti mezzi italiani, quanti stranieri ci sono, e questi mezzi arrivati in Italia che fanno cabotaggio abusivo non sono più controllati, e quindi noi dobbiamo restare nel mercato con risorse non alla pari. Lo stesso problema dell'anno scorso si ritrova quest'anno. In più quest'anno, con la contribuzione dell'Euro 1 e dell'Euro 2 che ci viene tolto la parte della CISA, traduciamo perché allora, quando Euro 1 e Euro 2. Allora, quando c'è stato l'aumento delle accise sul gasolio con le leggi di Monti della stabilità per stare in Europa, aumentate le tasse. Esatto, aumentate le tasse. Nel mondo dell'autotrasporto è stato deciso che una parte dei trasportatori lì veniva rimborsato perché non potevano stare nel mercato europeo, quindi per creare un dumping. E noi quindi abbiamo questo... Traducendo, se non aveste avuto quella parte di rimborso, certo, i vostri costi non erano concorrenziali. Noi stavamo nel mercato con le altre aziende straniere, diciamo non tutta la CISA, una piccola parte della CISA, le altre le continuiamo a pagare, comunque IVA tutto il resto. Non stiamo parlando evidentemente della materia prima, cioè la benzina, sì, quanto di tutte le tasse che il governo ci mette sopra. Diciamo che il gasolio ci sono su adesso che costa circa €1 a litro, 0,6, 0,7 tutto a CISA, quindi la nostra parte, una parte di tasse, una parte piccola ci viene rimborsata. Sgravata. Se noi togliamo che una parte dell'Euro 1 e Euro 2 per problemi, diciamo, ambientali non ci venga più rimborsato, questo ci crea un grosso problema, per il semplice motivo che non è un problema ambientale, è un problema di lavoro, perché tante... continuo a cercare di tradurre. Non è facile, scusa, una cosa... Euro 1 e Euro 2 significa i mezzi più datati. A loro viene tolto il rimborso? Viene tolto il rimborso del gasolio, quindi tutte quelle realtà... Scusa, perché solo Euro 1 e Euro 2, cioè Euro 3, Euro 4, ammesso che esistano, no? Perché intanto partiamo dai più vecchi, con la scusa dell'ambiente partiamo da quelli. Io credo che il prossimo anno ci sarà anche l'Euro 3, quindi sarà un problema ancora più grosso. Allora, secondo voi l'obiettivo è quello di mettere quei camion fondamentalmente fuori mercato per poter rinnovare il parco? Loro dicono questo, però i fondi per rinnovare il parco li hanno promessi e non so quanti sono. E diciamo che l'anno scorso avevano detto che per 3 anni non veniva toccato nessuna accisa, e adesso dopo un anno è già cambiato, quindi... E il problema è che ci sono tutti, e questo prende la parte artigiana, perché chi ha questi mezzi non sono le grosse flotte, sono i piccoli artigiani, ma non è solo il problema di camion adattati, sono camion anche specializzati, portati per certe aziende a fare certi lavori mirati, chi con gru, chi con il mezzo lungo e tutto il resto, quindi fa dei lavori particolari, tutti i mezzi messi in sicurezza che non hanno problemi di stare in strada, perché noi abbiamo revisione ogni anno, controlli per strada, controlli con le revisioni mobili, quindi non è un problema di sicurezza, e tolgono risorse a questo. Queste risorse che vengono tolte vengono spostate da un'altra parte, quindi intermodale, ferrobonus, decontribuzione per chi fa l'estero dell'80%, quindi noi, chi lavora in Italia, pagherà ancora i contributi a livello italiano, TPL per comprare i mezzi, quando avanza sui mezzi di conto proprio, quindi io direi che soldi che venivano alle aziende artigiane sono stati spostati in altri capitoli di spesa che non ci riguardano. Cioè, mi pare di capire però, interpretando, il disegno del governo mi pare abbastanza chiaro da questo punto di vista, non va nel senso vostro, no, perché si vuole eliminare alcuni camion, alcuni tipi di camion dalle strade. Non dicono, vabbè, d'accordo. Da un lato gli si aumenta la benzina, dall'altro giustamente si dice però non ci date le agevolazioni necessarie a poter accedere al mercato e cambiare i mezzi. Dall'altro si dice si favoriscono le ferrovie dello Stato per le lunghe percorrenze. In effetti capisco che voi vi sentiate un po' accerchiati, un po' strangolati. Il pensiero che facciamo, siccome il trasporto artigiano è ancora il 70% delle aziende iscritte in Italia, quindi non è che siamo una piccola parte, siamo ancora la parte predominante, siamo la principale. E la domanda è, ma chi l'ha detto che la piccola media impresa, il prodotto veneto che fino a 5-6 anni fa sembrava che fosse il modello in Europa che funzionava, adesso non funziona più, dobbiamo unirci, dobbiamo fare rete, dobbiamo fare tutto quello che serve, perché se non possiamo stare in Europa. E la domanda mia è, e chi l'ha detto? E anche perché crea un problema sociale, perché
tutte anche le aziende artigiane, le piccole imprese che sono collegate a noi, parliamo di officine, distributori, agenzie pratiche auto, tutto quello che ci lavora attorno, quelli anche loro perdono risorse, perdiamo risorse anche di personale specializzato che resta senza lavoro. Ma in questa vostra battaglia è solo il nord-est impegnato o avete la solidarietà diciamo che in questo momento è molto più forte nel nord-est, avendo sempre questo problema di queste aziende straniere che vivono in Italia. Teniamo conto che ci sono aziende straniere con 7-8 mila mezzi, quindi sono radicate anche nel territorio, è molto più forte. A livello romano, come tutte le altre attività, fanno dei conti molto empirici, ma non vanno al fondo del problema. Noi abbiamo portato tutto ai nostri parlamentari veneti, diciamo che anche nelle varie correnti e varie fazioni l'hanno anche visto, l'hanno anche detto, sì, c'è un problema, però sono riusciti a intervenire fino a un certo punto. L'esempio, 7.000 imprese, il 9% hanno chiuso, però se guardo i numeri dei dipendenti che noi in questi ultimi 5 anni sono stati a casa sono solo il 3-4%, quindi noi abbiamo mantenuto i nostri dipendenti a differenza delle grosse flotte e delle grosse imprese che hanno sono all'estero. Noi li abbiamo mantenuti, li abbiamo pagati e abbiamo cercato di tenerli, quindi la maggior parte che hanno chiuso sono monoveicolari o famiglie che avevano un camion che vivevano su quello. Grazie Michele Varotto, che è il vicepresidente di Confartigianato Trasporti Nazionale. Una battuta per concludere. Presidente di Padova anche comunque. Presidente di Padova, certamente. È una battuta per concludere. A livello nazionale le organizzazioni sono con voi? A livello nazionale le organizzazioni si discute. Non parlo delle organizzazioni, credo che comunque ci sia un appiattimento a livello nazionale delle varie organizzazioni sindacali in generale, e quindi se dal territorio non si capisce che bisogna ricominciare a lavorare, o a livello nazionale è un problema. Insomma, Confartigianato Veneto Trasporti contro tutti. No, contro tutti. Comunque cerchiamo di tornare a quello che eravamo alle origini, di stare vicino all'associato, e questo era il lavoro che siamo nati, e le fasi politiche sono passate, noi cerchiamo di adesso tornare all'associato. Grazie a Michele Varotto, allora presidente di Confartigianato Trasporti Padova e vicepresidente nazionale della categoria. Grazie e buon lavoro. Grazie Fabrizio, sempre molto gentile. Dovere. Alla prossima.